Ridurre il divario tra anziani o persone deboli e la tecnologia. A questo mira il servizio di supporto alle prenotazioni che dopo Enego apre anche a Rossano Veneto. Il cittadino si approccia al servizio o di persona oppure telefonando al numero a questo preposto. Quando chiama risponderà un volontario o lo riceverà un volontario che raccoglierà prima di tutto le istanze che lui presenterà, dopodiché nell'immediatezza della sua presenza si metterà in contatto tramite la linea internet per via informatica e soddisferà immediatamente l'esigenza del cittadino prenotandogli gli esami del sangue o quello di cui avrà bisogno e consegnando al cittadino un foglio già prestampato con il codice di prenotazione, la data e l'orario. Il servizio sarà attivo dal 25 giugno ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Un ampliamento dell'orario è già previsto per settembre. La sede sarà al piano terra della Casa delle Associazioni nell'ex municipio. A gestire lo sportello e le telefonate sarà un gruppo di 7 volontari. Come tanti servizi, il volontario o il volontariato è importantissimo. Noi per questo sportello ci sono attualmente 7 volontari che hanno deciso di dedicare tempo e disponibilità ai propri cittadini più fragili. Tempo e gentilezza. Sicuramente la gentilezza come l'educazione e il rispetto devono essere le 3 cose fondamentali in tutti i rapporti interpersonali. Un servizio dedicato soprattutto a chi non è in grado o non sa o non ha modo di poter utilizzare il mezzo informatico, quindi il computer piuttosto che lo smartphone.